Eder. Mac. Pallister. Un nuovo incidente probatorio si apre nel giallo infinito di Liliana Resinovic e a guidarlo con il solito cipiglio del genetista risolutore c'è ancora una volta il generale Luciano Garofano, volto noto dei salotti televisivi e delle perizie che spesso iniziano in un modo e finiscono a sorpresa. Dopo l'ultima sfilza di accertamenti conclusi appena 2 settimane fa, si torna sui reperti, sulle fibre, sulle suole, sui cordini e perfino sui coltelli. Perché se c'è qualcosa che in Italia non manca mai, più dei casi irrisolti, sono gli incidenti probatori coordinati dallo stesso consulente che li aveva già esaminati. Garofano spiega tutto con grande serietà. Si analizzeranno nuovamente i reperti già noti, i sacchi, le scarpe, la borsetta, gli abiti, e in più si darà finalmente un'occhiata a quelli trascurati. È bello vedere che a 3 anni dalla morte di Liliana Resinovic ci si accorga che forse bisognava dare un'occhiata anche ai coltelli, ai guanti e ai capelli, ma soprattutto ai famigerati gomitoli di cordino di Sebastiano Visintin, che tornano ciclicamente come un tormentone estivo. L'obiettivo? Capire se uno di quei coltelli può aver tagliato il cordino che le stringeva il collo. Una domanda che, a quanto pare, non aveva ancora ricevuto risposta. Ci si chiede se la nuova svolta sia frutto di nuove tecnologie o solo di nuove consulenze. La verità però è che Luciano Garofano nel caso Resinovic ha già avuto più di un ruolo e anche più di un'opinione. Se nel 2022 dichiarava senza mezzi termini che non poteva trattarsi di suicidio e parlava esplicitamente di messa in scena e inscenazione maldestra, ora con il cambio di vento e soprattutto con il nuovo incarico da parte di Sebastiano Visintin, è tutto un altro film. Come nei migliori thriller italiani, le perizie si aggiornano, le opinioni si evolvono e anche le morti a volte cambiano natura, da omicidio a suicidio assistito dalla logica della nuova consulenza. Un copione già visto altrove. Nel caso di Erba, ad esempio, Garofano è stato chiamato a verificare l'ipotesi difensiva di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Eppure, nonostante abbia dovuto ammettere l'assenza di sangue negli scarichi della lavatrice, dove Rosa avrebbe dovuto sciacquare i vestiti intrisi del massacro, non ha esitato a ribadire che questo non dimostra l'innocenza di Olindo. Una coerenza a prova di DNA. I dati non ci sono, ma il sospetto sì. E che dire del suo contributo nel caso Paganelli, dove il suo incarico si è rivelato finora più decorativo che risolutivo. Dopo mesi, le analisi non hanno spostato di una virgola le convinzioni iniziali e il quadro accusatorio resta appeso ai soliti punti oscuri. Ma come sempre, Garofano riesce a presentare ogni dettaglio tecnico con la solennità del professore universitario, anche quando i fatti sembrano contraddirlo. A Garlasco, infine, il suo intervento è stato tutt'altro che indimenticabile. Tra contaminazioni, errori di rilievo e incongruenze mai sanate, l'ex comandante del RIS si è trovato nel mezzo di una delle indagini più maldestre d'Italia. E anche lì, tra console accese e scene del crimine disordinate, la sua presenza non ha portato alla tanto agognata verità. Luciano Garofano, insomma, sembra incarnare un nuovo paradigma investigativo, il principio dell'elasticità scientifica. Le sue dichiarazioni, come certe molecole, mutano forma a seconda del contesto, del committente e, perché no, della direzione in cui tira il vento mediatico. Del resto, come ha spesso dichiarato lui stesso, la scienza non è matematica. A giudicare dalla frequenza con cui le sue conclusioni cambiano, non è neanche geometria. Ora, mentre la nuova tornata di analisi sul corpo di Liliana Resinovic promette di svelare verità sepolte sotto sacchi neri e fibre pilifere dimenticate, una certezza rimane incrollabile. Se un giorno si deciderà di indagare sulle metamorfosi investigative, il primo reperto da esaminare sarà proprio il pensiero scientifico del generale Garofano. Chissà che tracciandone il DNA non si scopra l'origine dell'oscillante linea investigativa Made in Italy. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.